Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di una cosa molto particolare e prima di iniziare di parlare di questa cosina, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche di Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico e in questi periodi sarebbe bello se vi iscriveste in tanti. Bene, adesso iniziamo il racconto, no? Che è più vasto, è vasto anche perché voglio rispondere a alcune domande che mi sono state fatte sotto nelle varie possibilità delle descrizioni dei vari video che ho postato, dei vari pillole. Ma prima di tutto voglio dirvi un po' la genesi di questa divulgazione del vostro Marietto. Nel 1992-93 sono scampato a un attentato e in quell'attentato lì ho incontrato un certo veggente che si chiamava Alberto e mi disse già nel 92-93 che in futuro io avrei divulgato, sarei stato uno dei più grandi divulgatori di radioestesia. Ai tempi si chiamava radioestesia, non radiestesia, che era poi praticamente la rapdomanzia. Chiaramente in quel tempo lì, quando mi disse che sarei stato uno dei più grandi divulgatori di radiestesia, io non sapendo cos'era pensavo che, visto che in quel periodo insegnavo informatica, ho pensato che sarei andato a lavorare in un ospedale, in un settore dove si programmavano le macchine per fare radiografie. Comunque, per tagliare corto, mi disse che avrei divulgato questa materia a tutta l'Italia e che però avrei avuto tanti nemici per il semplice fatto che avrei dato gratis cose e materiale che gli altri facevano pagare peso d'oro. E così è stato, mi promise anche che avrei incontrato una bravissima astrologa che mi avrebbe dato una mano per fare questa divulgazione e questo è successo. È successo che ho incontrato la validissima e bravissima Hildegarda. Ma mi sono reso conto che dando materiale gratis non è che purtroppo è caduto solo su una qualità di persone, è caduto anche su anime giovani e che non è colpa loro, ma molte cose purtroppo devono impararle da zero, no? Questo perché? Perché purtroppo ho peccato di ingenuità, nel senso che non avevo una visione molto, cioè non avevo proprio una visione, non molto, non avevo una visione perché fondamentalmente il problema è questo. Noi per 1700 anni abbiamo sempre pensato in un modo latino, nel senso che tutte le conoscenze e le evoluzioni sono state fatte tramite la conoscenza del latino. In altre parole c'era una fetta del 99,9% che era praticamente tenuta allo stato brado e una percentuale era tenuta in uno stato elevato con la parola e la conoscenza e, come si dice, la divulgazione in latino. Quindi praticamente tutto l'Occidente che noi conosciamo si è sviluppato sul pensiero latino e il pensiero latino praticamente è in mano alla Chiesa di Stato, alla religione di Stato, che parte dal presupposto che la salvezza e l'aiuto deve arrivare dall'esterno. Ho già spiegato un'altra pillola che poi grazie ai teosofici in Occidente è arrivato anche il fatto che noi non dobbiamo aspettare un Salvatore, no? un quinto livello, un Cristo, non dobbiamo aspettare qualcuno che viene dal di fuori, ma dobbiamo cercarlo all'interno. Ma questo qui è una novità degli ultimi 100 anni, quindi le anime antiche queste cose le possono percepire e le anime nuove invece corrono, e lo vediamo noi nei social, che vediamo che corrono in ogni gruppo, che basta che parli di qualcuno che viene dall'esterno, ci porti la novità, i numeri di qua, le paroline di là, la quinta dimensione su, gli extraterrestri giù, le stazioni fuori dalla Terra e quant'altro. No? Ma questo è praticamente il frutto di 1700 anni di lavaggio del cervello del latino, di queste conoscenze divulgate in latino che aspettavano sempre il Salvatore, che deve sempre arrivare da una parte che noi non sappiamo qual è. Nella realtà la salvezza è all'interno di noi. E qui infatti ho notato che nelle mie divulgazioni ho fatto degli errori molto importanti.
in cui vedevo proprio anime giovani che mi contattavano, mi telefonavano su WhatsApp o in PVT o quant'altro e mi chiedevano, ad esempio, quando ho cominciato a spiegare i geni, io partivo presupposto che le persone si rendessero conto che le spiegavo per far capire il potenziale, ma non che le persone potessero permettersi di fare, perché per attivare e far muovere i geni bisogna per forza essere dei maghi e maghi rossi possibilmente, neanche neri e bianchi, per il semplice fatto che le loro peculiarità poi si possono anche riversare contro a chi li attiva e se non si è abbastanza alti a livello spirituale e animico la cosa diventa in un certo senso pericolosa. Ma lì ho peccato un po' di ingenuità perché proprio non mi sono reso conto che purtroppo i miei video non li vedono solo anime antiche, ma anche anime fresche, giovani, un pochettino ingenue, no? E sempre un pochettino anche sotto l'influsso di questa cultura strisciante latina. Poi voglio rispondere anche ad altre domande, tipo, ad esempio, quella che a me mi ha un po' colpito in gioventù è stato quando io stesso, sotto l'influsso di questa evoluzione latina, diciamo questa conoscenza latina, il capitano delle Alpine di Torino mi ha portato ai tempi del Cristo. Io pensavo di trovare questo personaggio che andava in giro a evangelizzare e invece ho trovato solo sassi e pietre. Mi ricordo che quando sono tornato indietro ho incontrato un vescovo, sono corso da lui a spiegargli le cose, lui mi ha guardato e mi ha detto noi queste cose le sappiamo già, non devi dirle a nessuno. Quindi capite che molte persone non sanno che ai tempi dell'anno 0 o dell'anno 33 non c'era nessuno che si faceva mettere in croce per pagare i nostri debiti, i nostri peccati. E come dice Osho, l'ignoranza è veramente il peccato originale. Poi bisogna rispondere anche ad alcune domande, tipo chi era Salomone. Salomone praticamente, secondo il capitano degli Alpini, era un depravato, era un personaggio veramente poco, come si suol dire, alla mano, un poveraccio che praticamente ha avuto la fortuna di praticamente conoscere la magia e in un certo senso non si sa se è stato lui a divulgarla. Comunque, morale della favola, è stato il suo nome è passato come soggetto che ha usato e ha divulgato in modo gratuito, cioè in modo gratuito lo diciamo noi adesso, ma a quei tempi ha divulgato la materia magica a più persone. Diciamo che per noi è stato un grandissimo divulgatore, ma gli esoteristi che sanno un po' veramente la storia, non era un extraterrestre, e quindi ne parlo ancora adesso, era solamente un poveraccio che in quel momento aveva grandissimo potere, era un mendicante e alla fine è stato fatto passare come un eroe. No? Morale della favola, il suo nome è un nome famoso, ma diciamo che è stato idealizzato. No? Io, per quanto mi riguarda, lo tengo sempre come nome di riferimento, ma nella realtà è stato veramente una persona di basso livello. E passiamo alla prossima. Gli extraterrestri, mi dispiace per quelli che pensano che arriverà qualche salvatore su un'astronave colorata di tutti i colori, ma ho già spiegato un'altra pillola, che Ananuki, extraterrestri, quelli che voi volete, non esiste niente. Tutto quello che vive, come dicono i cabalisti, è su questo pianeta. Paradiso terrestre, cioè mondo a venire, è già tutto qui ed è sempre stato tutto qui. Quindi quelle persone che a un certo punto riusciranno a toccare la Keter, salire al 125 gradino, le anime prime capiranno cosa sto intendendo. Per gli altri sarà un cammino. E quindi il vostro Marietto ha finito qui, e non voglio illudere nessuno, il cammino è difficile per tutti e voglio far capire che ci sono le anime giovani che purtroppo avranno un cammino da fare e ci sono le anime antiche che invece devono cercare il regno dei cieli, praticamente il mondo a venire dei cabalisti dentro di loro, e i teosofici ci hanno dato una mano per cercare di andare nella strada giusta. Per il momento il vostro Marietto ha finito qui, vi ringrazio di avermi ascoltato, di aver seguito questa pillola, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Degana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!